Benvenute e benvenuti per un Veneto in salute. Le proposte del Partito Democratico per la sanità pubblica. Un'occasione importantissima che il Partito Democratico regionale del Veneto ha voluto. Vedete alla mia destra il segretario Martella, alla mia sinistra il coordinatore del forum Salute del Veneto Claudio Beltramello. Una mattina per discutere di sanità. Io sono Chiara Luisetto, la Presidente dell'Assemblea regionale, e modererò questa mattinata di discussione e di approfondimento su un tema chiave per la nostra regione. Dalle liste d'attesa ai servizi territoriali, al tema dei medici di base, a tutte le difficoltà che quotidianamente sperimentiamo sul territorio. Oggi vogliamo parlarne per delineare e confrontarci su soluzioni di medio-lungo termine, un partito che guarda avanti, e lo facciamo assieme ad amministratori, esperti, medici, esponenti politici. Iniziamo subito, sarà una mattina serrata di interventi. Chiedo a chi interviene di tenersi sui 7/8 minuti, sapete che poi sarò fiscale di intervento, così mi hanno chiesto, e in modo da lasciare spazio e parola alle articolazioni di tutti quanti. Iniziamo subito con Claudio Beltramello, il suo intervento al titolo La sanità e sociale in Veneto ad una svolta. È il coordinatore del Forum Sanità e gli diamo la parola. Grazie. Grazie Chiara, grazie a tutti i presenti. Un minuto è necessario per esprimere un sincero ringraziamento per primo ad Andrea Martella, che ha voluto fortemente questa giornata, ha dato un forte impulso confermandolo e anche dandoci importanti stimoli al gruppo Sanità e Sociale del PD Veneto, e quindi davvero grazie Andrea per aiutarci a fare e a stimolarci a fare meglio il nostro compito. Per questo evento si sono spesi molti, vorrei menzionare sicuramente due persone della segreteria regionale, Vanessa Camani, Alessandro Basso. L'ultimo ringraziamento, oltre ai relatori, a tutto il gruppo, a tutti i membri del gruppo Sanità e Sociale, va a una persona speciale che tutti abbiamo nel cuore, Claudio Senigaglia. Vorrei ricordarlo, era un convegno 5 anni fa, quando ho iniziato a coordinare questo forum. Senza gli stimoli, il supporto, la competenza di Claudio non sarebbe cresciuto, non sarebbe probabilmente non avrebbe potuto continuare i suoi lavori. Quindi è proprio anche un ringraziamento del nostro gruppo a questa persona speciale. Adesso entro dritto per dritto nella mia relazione. Sarò molto rapido, molti concetti importanti li sfiorerò solamente perché è la giornata. Allora, a me tocca fare un po' l'analisi della situazione. L'analisi della situazione in Veneto per la sanità e sociale non è rosea, e quindi io devo sottolineare questi problemi, perché per trovare soluzioni la cosa fondamentale è guardare in faccia i problemi, non negarli, perché la negazione dei problemi porta la nostra nave a schiantarsi sugli scogli. E quindi io farò un'analisi soprattutto dei limiti, per poi passare con i vari interventi alle proposte. Allora, rapidamente, prima del Covid, ricordiamo un attimo lo scenario. Veniamo da lontano con un modello meraviglioso, persone veramente eccellenti, ne abbiamo una qui, anzi due, Franco Toniolo, Margherita Miotto, tra i diversi che hanno inventato il modello Veneto, copiato anche in diverse parti del mondo. Questo modello però nel 2016 è iniziato un po' con le riforme della Lega a scricchiolare: legge 22, riforma, uslone enormi, azienda zero. Un anno dopo, schede ospedaliere, tagliati ulteriormente centinaia di posti letto nel pubblico, aumentati leggermente nel privato. Poi atti aziendali, in cui si è ridotto e anziché rafforzare il territorio come annunciato, è stato tagliato 100 primariati nel territorio nel 2018, e il tutto in un clima molto direttivo, qualcuno l'ha definito da caserma. E poi è arrivato il Covid. Il Covid è stato un terremoto enorme per il nostro sistema, e quindi ha portato le crepe che erano un po' nascoste, le ha rese evidenti.
quindi ovviamente ricordiamo tutti l'eccesso di mortalità della seconda ondata, che conseguenza ha avuto, facendo una sintesi, personale allo stremo, patologie non legate al Covid che non hanno trovato risposte, si stimano 400.000 prestazioni da molto semplici a interventi complessi che sono, diciamo, non sono stati evasi in questi 2 anni, i bisogni sociali e sociosanitari esplosi. Il tutto in questi anni, l'inquinamento nella nostra regione, ricordiamolo perché la salute viene dall'ambiente, lo ricorderà in un intervento oggi appunto anche Alessandra, e la nostra regione non è il presupposto di salute per quanto riguarda l'ambiente sia a posto. Allora adesso la fotografia. Come ci presentiamo alle prossime riforme nazionali? Riforma del DM 71 per il territorio, il cosiddetto DM 71, la riforma degli ospedali DM 70 e il PNRR. Come detto, la situazione è drammatica, ma noi, proprio perché amiamo la sanità veneta, dobbiamo sottolineare i problemi per proporre soluzioni. Vado rapidissimo. Personale in fuga. Noi abbiamo una nave che ha i marinai, i sottotenenti, che vanno via, prendono la scialuppa e dicono ciao ciao, vado via. Questa cosa sta portando il collasso, all'implosione del sistema. Noi abbiamo 400.000 cittadini senza medici in medicina generale, la fuga è data da pensionamenti al primo momento utile. Un medico in medicina generale ha almeno 5 anni in più rispetto al primo momento utile per continuare a lavorare, e c'è stata una fuga immensa, così come dai medici e altro personale dagli ospedali che si autolicenziano proprio nel momento di maggiore competenza, e quindi non ci sarà mai formazione di medici, infermieri e specialisti che sta dietro a questa emorragia, e quindi bisogna fermare l'emorragia. Gli ospedali, il modello hub spoke così come è stato pensato non funziona, i posti letto sono insufficienti, gli spoke sono deprivati di risorse e soffrono ancora di più della carenza di personale. Noi siamo riusciti durante il Covid a andare avanti con la chiusura delle lungodegenze, che già era una follia. Durante il Covid, quando avevamo carenze di posti letto, abbiamo completato le chiusure delle lungodegenze. Poi le strutture intermedie promesse non sono in numero adeguato per compensare le chiusure degli ospedali, e le liste d'attesa, come detto, sono esplose. Nel territorio le cose purtroppo non vanno bene, i distretti sono troppo grandi, quindi da distretto forte è diventato un distrettone debole, anacquato, dove la governance non c'è, la vicinanza ai cittadini non c'è, il legame forte con i sindaci manca. Il Dipartimento di Prevenzione è stato una Cenerentola. Allora abbiamo nell'emergenza del Covid anche deprivato alcuni settori del Dipartimento di Prevenzione che sono cruciali, gli SPISAL, e i morti sul lavoro aumentano. I medici di medicina generale nel territorio si sentono abbandonati, nel territorio i servizi psichiatrici, ne parleremo. Noi siamo altro che i primi, gli ultimi, i penultimi in Italia per investimento nella psichiatria, giusto per citare un problema tra i numerosi. Il sociosanitario non va bene, c'è una disintegrazione, il modello integrato, la doppia S, è stato messo in discussione. Abbiamo meno della metà dei consultori previsti per legge, abbiamo i servizi ai minori e alle famiglie che sono assolutamente insufficienti, e vediamo i problemi e le soluzioni. Svilito il ruolo dei sindaci, la riforma delle IPA battende da 20 anni, le impegnative di residenzialità non sono proporzionali ai bisogni dei cittadini, e l'accesso ai servizi sociosanitari in generale e residenziali in particolare ha una eterogeneità all'interno della nostra regione assolutamente intollerabile. Allora, noi sappiamo già una possibile obiezione. Ah, voi del PD, ma di cosa parlate? Noi in Veneto siamo sempre i primi nella classifica nazionale dei LEA. Attenzione, noi siamo primi nei 21 indicatori che il Ministero utilizza dei LEA, e su quello c'è un ufficio apposta in regione ossessionato a far rispettare la vetrina. Quindi noi siamo i più bravi in vetrina, ma andiamo a vedere i LEA di tutte le liste d'attesa, abbiamo detto i minori, la psichiatria, dei servizi che non sono inclusi in quei 21 LEA, e assolutamente non sono garantiti tutti i LEA in Veneto. E quindi che cosa succede? Che quando il servizio pubblico si
affievolisce, automaticamente cerca di sostituirsi al pubblico il privato. È una conseguenza del fatto che stiamo indebolendo il pubblico. Allora, quali sono le proposte del Partito Democratico? Noi vogliamo che ci sia una visione, vogliamo che questa rotta della barca si veda che sta andando contro gli scogli, bisogna riprendere in mano, c'è bisogno di una riforma attraverso un nuovo piano sociosanitario regionale, nuove schede ospedaliere e le schede territoriali, rivedere anche l'assetto del territorio. Le funzioni dell'azienda zero vanno riviste, è necessaria una trasparenza sui dati. Noi non abbiamo accesso ai dati, non abbiamo accesso ai dati del pubblico, del privato convenzionato e del privato puro, e devono essere open data. Dobbiamo ridurre le dimensioni dei distretti, sono troppo grandi, almeno tornare a 36 e rilanciare e rafforzare il sociosanitario con un'organizzazione realmente integrata, fondata sui bisogni dei cittadini che sono evoluti in questi anni, sono diversi e dobbiamo aggiornare il sistema in questo. Manca in questo momento una visione, la barca sta andando a picco e noi suoniamo con l'orchestra, o meglio noi, in questa regione si fa finta che vada tutto bene. No, noi vogliamo proposte concrete, oggi inizieremo a farle, ci saranno numerosi relatori che punto a punto per ogni specifico tema, non sono tutti oggi ovviamente, avremo proposte concrete. La conclusione è: al Partito Democratico del Veneto la salute dei cittadini e le risposte ai bisogni sociali per il PD sono una priorità assoluta. Noi vogliamo esserci, vogliamo combattere per questo, perché questa è una vittoria di tutti, soprattutto dei nostri cittadini. Grazie mille. Margherita Miotto, il titolo del suo intervento è Personale sanitario, superare le carenze e garantirne la piena valorizzazione nel sistema pubblico. La sanità è l'ambito nel quale l'ambito a più altissima, più grande intensità di lavoro che si conosca e con la più alta complessità che si conosca, e contemporaneamente con la più alta qualificazione professionale. E poiché la sanità è fatta di relazioni, il capitale umano è fondamentale per garantire il diritto alla salute. La politica sanitaria regionale, perciò, se non assume questo tema come una priorità, vuol dire che non ha a cuore la salute dei cittadini. Il giudizio che noi diamo della politica sanitaria regionale, come potrete immaginare, come avete già sentito da Claudio Beltramello, è molto severo, perché ha dimostrato che in ogni scelta di organizzazione dei servizi sanitari il personale è una variabile dipendente dall'equilibrio di bilancio, perché dimostra una disarmante disinvoltura nel ricorso alla esternalizzazione delle attività che costituiscono, si direbbe nelle aziende, il core business. Quando cioè si appaltano i pronti soccorsi, si appaltano le rianimazioni o i servizi di rianimazione, vuol dire che non solo si è disinvolti, ma davvero non si ha a cuore la qualità delle prestazioni sanitarie. Poi è scarsamente incisivo il governo. Quando c'è da puntare i piedi davvero, non lo troviamo, non c'è. Nella negoziazione con il governo sulle attività formative con le università, per infermieri, tecnici, le scuole di specialità, è molto timido. Mentre quando torna a Venezia, poi magari si affida a feroci dichiarazioni con comunicati stampa. E poi la quarta cosa che proprio non possiamo sopportare è che è indifferente alla perdita di attrattività del servizio sanitario regionale.
E su questo spendiamo 2 minuti, subito dopo. Se si continua così, il servizio sanitario pubblico è a forte rischio di un impoverimento che rischia di essere irreparabile e irreversibile. Ci sono 2 profili da sottolineare per quanto riguarda le criticità del personale. Uno è quantitativo. A metà 2019, quindi prima della pandemia, immaginarci adesso se si facesse un'indagine uguale, l'Intersindacale Medica del Veneto denunciava un pesante ridimensionamento dei servizi a causa della mancanza di 1.300 medici, 3.000 infermieri, tecnici e operatori sociosanitari. Il 4 gennaio, la giunta del 22, quindi recentemente, la giunta regionale formalmente certificava che c'erano 336 zone carenti per quanto riguarda la medicina di famiglia, il medico di famiglia, scoperte, 502 incarichi di continuità assistenziale, per capirci la guardia medica, scoperti. E ciò avveniva pur in presenza di una graduatoria che conteneva ben 663 medici. Ce lo vogliamo porre questa questione? 500 posti carenti e una graduatoria di 663. Perché quei 663 non vanno a coprire i 502? Per questo ho parlato di una indifferenza che è colpevole alla perdita di attrattività del servizio sanitario regionale. È una situazione che era già prevista negli anni precedenti, dovuta sostanzialmente a errori di programmazione del fabbisogno, che in parte, devo dire, possono essere adesso risolti con le decisioni del governo, che, come sapete, ha risolto il problema dell'imbuto formativo, cioè della differenza fra i medici laureati e i corsi di specializzazione, e i medici che uscivano dai corsi di specializzazione, integrando i corsi con ben 17.000 posti nelle scuole di specialità. Quindi il problema dell'imbuto formativo non ci sarà più nei prossimi anni. Diciamo. E tuttavia, anche se numericamente il problema appare risolto, non è risolto sul piano qualitativo, perché ci sono alcune specialità come il pronto soccorso, la rianimazione, l'anestesia e rianimazione, la pediatria, la medicina generale, che non vengono opzionate dagli specializzati. E anche qua dobbiamo chiederci perché questo accade. Non è sufficiente spiegare che questa situazione è legata solo agli errori di programmazione. Anche perché ci sono profili professionali che sono ampiamente presenti sul mercato, come psicologi e veterinari, che non hanno il problema dell'imbuto formativo e ugualmente non si è proceduto alla loro assunzione, anche se per esempio i servizi di psichiatria ne avrebbero tanto bisogno. E allora perché? Perché c'è una malintesa logica di bilancio che ha governato finora il sistema, e se guardiamo alla spesa, il Veneto è la regione che spende meno per il personale in Italia, eccetto la Lombardia. Eccetto la Lombardia perché? Perché la Lombardia ha una forte presenza privata. Ma è la regione che spende meno, e spende meno della media italiana. E questa è la dimostrazione che si rincorre solo l'equilibrio di bilancio. Siamo 3-4 punti percentuali sotto l'Emilia Romagna e la Toscana, che sono 2 regioni paragonabili un po' alla nostra. Ma poi c'è una seconda ragione, che non è quantitativa, e che riguarda il clima lavorativo. Questa è una cosa nuova per il Veneto, è nuova anche per l'Italia, ma è particolarmente grave in Veneto. Andiamo alla prossima. Quale capo d'azienda farebbe spallucce se una parte del proprio personale, quello più qualificato,
passa al concorrente. E se questo succede nella sanità, dopo tanti avvertimenti che sono arrivati in questi ultimi anni, ove una parte del capitale umano se ne va, possiamo noi tollerare questa cosa? Ovviamente no. Però questo significa che chi ha gestito finora la sanità ha fallito se un pezzo del suo capitale se ne sta andando. Il problema è che sta cedendo uno dei pilastri, anzi il pilastro fondamentale del sistema, perché senza personale non si fa buona sanità. Forse con qualche attrezzatura obsoleta, qualche muro scrostato, forse se ci sono i professionisti si può fare buona sanità, ma non il contrario. Allora, questa è un'indagine, la precedente, fatta dalla NAO. Si capisce subito. In Italia la fuga riguarda 3.123 medici nel 2019, 2,9% dei medici ospedalieri, che ha deciso di dare le dimissioni anzitempo. Il Veneto, qui, è maglia nera, seconda solo alle Marche, con una percentuale di cessazioni del 5,9%, quasi il doppio della media nazionale, del dato nazionale. Ma nella successiva non ci precede nessuno, siamo primi, visto che siamo primi su tutto, siamo primi nella graduatoria, diciamo, che confronta il trend degli ultimi 10 anni. Cioè noi abbiamo quintuplicato le fughe, mentre le altre regioni le hanno raddoppiate o triplicate. Quindi c'è una ragione specifica in questi ultimi anni. Vi elenco rapidamente. Aumento di cariche di lavoro, turni stressanti, gratificazioni economiche nulle, disomogeneità retributive infraregionali, assenza di prospettive di miglioramento della carriera, percezione che non sempre la progressione della carriera è fondata sul merito, il ricorso agli appalti alle cooperative, che in sostituzione dei medici che non si trovano, peraltro costosissimi, così che la contiguità in reparto con il professionista in outsourcing, che prende il doppio del dipendente, crea qualche frizione. E soprattutto dopo la riforma delle USMA gigantesche, si è allungata la distanza tra direzione strategica e i professionisti che vengono esclusi da ogni processo decisionale. Tutto ciò contribuisce a peggiorare il clima lavorativo. Andiamo alle proposte e finisco. Più professionisti adeguatamente formati e meglio retribuiti. Questo è l'obiettivo che ci poniamo. Occorre rifare l'individuazione del fabbisogno per garantire l'idea, riprogrammare i percorsi formativi aprendo finalmente gli ospedali di insegnamento, negli ospedali di insegnamento agli specializzanti, stabilizzare i precari, migliorare le condizioni retributive, e questo è possibile, soprattutto per la parte retributiva che riguarda naturalmente l'indennità di risultato, introdurre gli incentivi laddove ci sono settori poco appetibili, pronto soccorso, rianimazione, pediatria, medicina generale, miglior coinvolgimento dei processi decisionali, bloccare gli appalti per la somministrazione di lavoro, avviare percorsi di specializzazione per gli infermieri, creare le condizioni per il miglioramento professionale e la progressione di carriera. Tutto ciò è possibile, anzi è necessario, se non vogliamo correre il rischio di usare anche le risorse del PNRR per costruire tanti muri, ma che poi sono senza i servizi vecchi. Finora, se il sistema ha retto, è grazie alla dedizione e alla passione di 57.000 professionisti
che in Veneto hanno fatto più del loro dovere. Il problema è che non sappiamo per quanto tempo possano ancora resistere ed è per questo che bisogna intervenire. Francesca Zottis, consigliera regionale del Partito Democratico, che è collegata da casa. Ringrazio e saluto anche tutte le persone che sono collegate appunto via Zoom al convegno. Un Veneto in salute significa che tutta la comunità del Veneto è in salute, a partire anche dalle persone più fragili, dalle loro famiglie, da quello che noi chiamiamo servizio territoriale, quindi del territorio nel suo complesso. Il Veneto è maglia nera per quanto riguarda la riforma dell'IPAB, nel senso che non c'è, siamo l'ultima regione, siamo una regione che da 20 anni sta aspettando questa riforma e non solo, perché è vero che adesso a livello nazionale comunque stiamo andando avanti con la riforma per quanto riguarda la non autosufficienza, ma è anche vero che purtroppo anche la legge che in qualche modo coordina anche il funzionamento non solo delle IPAB ma dei centri servizi per anziani nel suo complesso risale al 2002 e dopo ci ritorno alla legge numero 22 e andrebbe completamente anche rivista questa. Da 20 anni attendiamo la riforma delle IPAB e da 20 anni quindi famiglie e persone in qualche modo a cui pesa questa mancanza e anche lavoratori. E pesa perché da oltre 10 anni, oltretutto, prima era stato citato Claudio, ricordo che nel precedente mandato andrebbe anche recuperato il libro bianco, dicevamo già c'è un problema di numero di impegnative e anche di quantità, quindi di valore stesso delle impegnative. E quindi da oltre 10 anni che il Veneto non in qualche modo incrementa il numero di impegnative rispetto a quello che è il reale fabbisogno e non incrementa il valore stesso. E questo genera chiaramente un problema per quanto riguarda le famiglie che spesso si trovano a dover pagare l'intera quota, perché quando tu entri in forma privata e paghi sia la parte sanitaria che la parte sociale, si ritrovano comunque a non magari all'epoca, adesso con il Covid e anche precedentemente le cose erano in parte cambiate, non sempre comunque in tutti i territori si riesce comunque ad accedere e soprattutto non c'è un'omogeneità di accesso in tutti i territori per quanto riguarda le persone disabili e le persone anziane. Quello che viene poi citato nel titolo fa riferimento a quelli che sono i disabili. Ricordiamo che a partita dall'anno scorso, ma già in precedenza c'era uno scontro molto forte, c'è stato anche nel campo degli anziani per quanto riguarda la quota sociale dei non autosufficienti in strutture per disabili residenziali e semiresidenziali, che in questo momento quella quota è completamente a carico della famiglia stessa e delle famiglie considerate indigenti dei comuni. Questo oltretutto, proprio perché non c'è neanche chiarezza piena sulla questione comunque dell'indigenza, va a scaricarsi immediatamente su quelli che sono i comuni, su quelle che sono le casse dei comuni. Avevamo chiesto in Veneto non solo di agire a livello nazionale, perché il Veneto è molto bravo a dire dobbiamo aspettare il livello nazionale deve darci. Avevamo richiesto e richiediamo che ci sia comunque un incremento, ci sia un fondo che va dedicato alla copertura di queste quote e quindi che la responsabilità sia compartecipata tra livello nazionale e livello regionale. Cosa produce? Che i non autosufficienti ricoverati in qualche modo si devono pagare l'intera quota, questa cosa qua va a scaricarsi su quelli che sono i trattamenti assistenziali e previdenziali, le indennità che vengono percepite. Ma se noi torniamo, e questo è l'esempio più eclatante di come non si sia voluto intervenire con risorse proprie, ma si attenda sempre la risorsa nazionale, non considerando quindi che questi tipi di servizi invece sono, quando parliamo di autonomia, sono in carico alla regione, possono essere di autonomia anche regionale. Oltretutto, per quanto riguarda invece, ritornando alla questione IPAB e alla questione anche centri di servizi per anziani, quello che noi andiamo a richiedere oggi come oggi è da una parte sicuramente, l'ho già detto, il numero di impegnative, il valore delle impegnative, l'introduzione del terzo livello perché sono cambiate le persone che risiedono all'interno di quelle strutture, hanno un fabbisogno sanitario molto più forte, un'omogeneità delle rette di strutture, ma anche una revisione di quella che è la legge 22, che è la legge sull'autorizzazione e l'accreditamento, in termini anche di personale e di qualità del personale. Non è più possibile gestire anche questi aspetti sul tavolo delle trattative come si faceva una volta. Bisogna creare una grossa mobilitazione con tutte quelle che sono anche gli ordini professionali, le professionalità, per una revisione di quello che è la formazione, di un allineamento di quello che è la formazione a seconda del fabbisogno e del carico. Va superata la logica del minutaggio
che costringe spesso i lavoratori sia nelle strutture residenziali che nei semiresidenziali che negli ospedali a non avere più quel rapporto con il paziente, con la persona residente, che gli permette di curare anche l'aspetto dell'anima oltre che l'aspetto del corpo nel modo dedicato. E quindi rivediamo quel tipo di indicatore unendo quelli che sono gli aspetti di qualità e ritornando a quello che è il progetto di vita e quindi ridando un ruolo centrale anche a quelli che sono gli assistenti sociali, a quello che è il medico, mettendo nelle condizioni operatori sociosanitari e rivedendo proprio l'aspetto anche della formazione e anche infermieri a svolgere il loro ruolo nei tempi dedicati e nelle modalità dedicate rispetto anche alle nuove patologie. È evidente che servono anche più spazio per quanto riguarda per esempio l'Alzheimer, è altrettanto evidente che tra le diverse proposte non possiamo dimenticare l'integrazione tra residenza e semiresidenza e diurno. Per quanto riguarda la semiresidenzialità e anche l'aspetto dei centri diurni, c'è una carenza molto forte anche in termini di numero di posti, oltre che, ripeto, quello che dicevo prima, di possibilità di accesso in termini di sostegno alle famiglie che vogliono avere accesso e dei servizi correlati a quello proprio che è la semiresidenzialità e a quello che è il centro diurno, perché per svolgere questo tipo di servizio, oltre alla questione del personale che in parte ho già citato, c'è anche una questione di accompagnare le famiglie alla conoscenza e di accompagnarli poi in questi servizi, perché non sempre le famiglie sono in grado di accompagnare il proprio caro presso questi servizi. Quindi quello che noi ad oggi chiediamo è un adeguamento delle quote, un adeguamento del valore, un aumento di numero di posti per residenzialità e semiresidenzialità, una presa in carico di tutto quello che è il mondo delle nuove patologie, ho citato prima l'Alzheimer, una revisione della legge 22 allineandola con percorsi formativi adatti ad oggi. Possiamo tranquillamente dire di andare di pari passo con la riforma nazionale, ma dobbiamo partire dal livello comunque regionale e la riforma immediata delle IPAB che permetta anche ai lavoratori un trattamento equo tra mondo privato, tra mondo cooperativo, tra mondo pubblico e privato. Prima Margherita citava la questione anche di non appaltare i servizi, questo tema è un tema anche che riguarda i centri servizi per anziani, IPAB e non solo IPAB, nelle quali spesso per un motivo proprio per quanto riguarda le IPAB di costi si appaltano i servizi perché l'IPAB in questo momento è soffocata e non ce la fa ad andare avanti e senza quella riforma noi andremo verso la morte lenta del servizio comunque pubblico e quello che infatti si richiede anche nella riforma stessa è che venga mantenuto il controllo territoriale e che venga mantenuto il controllo pubblico. Grazie. Adesso passo la parola ad Anna Barzon, consigliera comunale del Partito Democratico. Il suo intervento verterà sull'assetto distrettuale, le case della salute e le strutture intermedie. Può togliere la mascherina. Ciò di cui vi parlerò oggi, assieme a quanto ci dirà poi Cristiano Samueli, è con poco altro quella che in termini onnicomprensivi viene classificata come la rete dei servizi territoriali. L'emergenza sanitaria che ancora stiamo attraversando ha evidenziato l'importanza della filiera dell'assistenza territoriale e dei processi di integrazione sociosanitaria. L'integrazione sociosanitaria per garantire il diritto alla salute. Ha drammaticamente posto in evidenza che l'accesso universale alle prestazioni, l'efficacia e la qualità delle risposte ai crescenti bisogni di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza sono fondamentali. La filiera dei servizi territoriali è lo snodo per perseguire questi obiettivi e richiede il rafforzamento dell'organizzazione e degli interventi per la prevenzione, la gestione della transizione ospedale-casa, la continuità assistenziale, la presa in carico multidisciplinare e integrata dei bisogni, la presenza e l'aggregazione dei medici di medicina generale, l'offerta di un sistema di residenzialità, semiresidenzialità e assistenza domiciliare efficiente e sostenibile, con una particolare attenzione alla fascia più anziana e fragile della popolazione, come ci ha detto Francesca poco fa. In Veneto si sono accumulati ritardi e carenze importanti nella piena realizzazione della stessa programmazione regionale, con evidenti criticità e compromissioni nella qualità del sistema sociosanitario. In tutto questo, il punto di caduta, come abbiamo sentito, è la carenza di organici e professionalità specifica. Il distretto.
Il distretto ha una funzione essenziale che va perseguita ed è costituita dalle cure primarie, che devono essere erogate con un'impostazione e una pratica di integrazione sociosanitaria. Nel 2015, con il DM70, si stabilirono gli standard per gli ospedali e a questo doveva seguire a ruota il DM71 per gli standard dei servizi territoriali, ma così non è stato. Il DM71, dopo 7 anni, lo stiamo ancora aspettando e si spera arrivi a giorni. Ne consegue che gli standard per i servizi del territorio fondamentali per garantire i livelli essenziali di assistenza non esistono, salvo per l'assistenza domiciliare, definiti con l'accordo Stato-Regioni nell'agosto del 2021. Nella proposta del DM71 si prevedono distretti di 100.000 abitanti. Oggi ci sono distretti che arrivano a 260.000, con un valore medio regionale di 190.000 abitanti per distretto, e questo non va assolutamente bene. A livello regionale è in itinere il progetto di legge 115, che contiene le disposizioni per il riordino delle politiche sanitarie e delle politiche sociali. E su questo i nostri consiglieri regionali chiederanno puntuali e sostanziali modifiche al testo proposto. Nella legge di bilancio e con il piano del Ministero del Lavoro si stabilisce che tutti i fondi sociali che afferiscono alle regioni e che vengono poi ripartiti a livello regionale avranno come destinatari gli ATS, gli ambiti territoriali sociali. Il dimensionare distretti in rapporto a 100.000 abitanti sarebbe utile anche per definire e far così coincidere gli ATS contenuti nella missione 5 del piano del PNRR, ambiti che già 20 anni fa, ripeto 20, la Regione avrebbe dovuto normare. Questo significherebbe inoltre recuperare il taglio delle strutture complesse dei distretti operato con le linee guida negli ultimi atti aziendali in applicazione della legge regionale 19 di accorpamento delle OS. Armonizzare il DM71 con una legislazione regionale per gli ATS significherebbe anche valorizzare il piano di zona, strumento di programmazione che al suo interno abbraccerebbe finalmente sia l'aspetto prettamente sociale, povertà estrema, politiche abitative, sostegno alle famiglie e genitorialità e altro, che l'aspetto sociosanitario, salute mentale, anziani, disabili, dipendenze, consultori familiari. Per soffermarsi un momento alla parte del sociale, all'assistente sociale del distretto per il sociosanitario dovrebbe, per la parte squisitamente sociale, essere affiancata la figura dell'assistente sociale del comune, che ha maggiore collegamento con il territorio, e questo significherebbe rafforzare il sistema con una gestione associata. L'assistente sociale del comune non deve operare separata dall'assistente sociale dell'US. Il nuovo distretto deve contare di più all'interno dell'azienda sanitaria e con esso i sindaci del territorio, ma di questo vi parlerà poi il sindaco Davide Giovannella. Penso sia indispensabile parlare di potenziamento del Dipartimento di Prevenzione, visto soprattutto come siamo posizionati in termini di morti sul lavoro ed in particolare anche il servizio di igiene pubblica. Casa della salute, casa della comunità. Casa della comunità è un progetto nuovo per il Veneto ed è un'evoluzione delle case della salute che da anni sono attive in Emilia-Romagna e in Toscana. Il modello richiama comunque nei contenuti le medicine di gruppo integrate, mai attivate completamente, nella loro confermazione prevista dalla normativa regionale del 2015. La Casa della Comunità si colloca all'interno della rete dei servizi territoriali, a presidio dei quali c'è il distretto, rivolta a tutti ma con particolare attenzione a fragili e cronici H24, a struttura multidisciplinare e al suo interno sono previsti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali. Ospita il punto unico di accesso, infrastruttura informatica
avrebbero dovuto darmi un argomento più corto. Struttura multidisciplinare, al suo interno sono appunto medici di medicina, ok, ospita il punto unico, infrastruttura informatica, garantisce prevenzione e promozione della salute, presa in carico multidimensionale, punto prelievi. Il DGR 136 del 15 febbraio scorso fissa in 99 come numero delle case di comunità, una ogni 50.000 abitanti circa. Ad una verifica di dove siano state previste le case di comunità si può osservare che troppe sono state allocate all'interno di ospedali per acuti. E questo cosa significa? Privare i servizi sul territorio. Ci sarebbe stata un'opportunità che sarebbe stata quella di cogliere di definire appunto le case di comunità prendendo come base le medicine di gruppo integrate, che erano già 80, sarebbero già 80. C'è ancora spazio per poter cogliere questa occasione, speriamo che ci si pensi. Come troppo spesso accade, l'opportunità appunto non è stata colta, anche se la Regione Veneto, per il tramite delle strutture tecniche, dice così: per il tramite delle strutture tecniche competenti e delle aziende sanitarie ha elaborato a seguito di confronto con il territorio la definizione delle 99 case di comunità. La domanda è: con chi è stata fatta la concertazione? Una corrispondenza a quanto dichiarato si fa fatica a trovarla. Per confronto con il territorio cosa si intende? Dare comunicazione e basta? Le strutture intermedie, ospedali di comunità, hospice e unità abilitative territoriali devono essere strutture da usufruire in caso di bisogno sanitario temporaneo, un momento di passaggio per poi tornare a casa. Non deve passare il concetto che sono strutture da utilizzare per il passaggio alla casa di riposo. Devono assolvere alla loro funzione. L'ospedale di comunità è una struttura intermedia tra domicilio e ospedale, dove si sta al massimo 30 giorni. Può essere collocata in strutture sanitarie polifunzionali presso strutture residenziali. È riconducibile all'assistenza territoriale e, da un punto di vista dello spazio, 15-20 posti letto, con possibilità di 2 moduli. Gestione e attività sono basate su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. La responsabilità clinica è di un medico dipendente o convenzionato, mentre la responsabilità assistenziale è di personale infermieristico H24. Sono previsti 30 ospedali di comunità. Gli hospice sono 20, faccio presto. Che hai sforato il tempo. Ok. Allora, vi taglio tutto per quanto riguarda gli ospedali, gli hospice e le unità riabilitative. Dico solo per le unità riabilitative che una persona che ne ha bisogno, se gli va bene, resta in provincia, altrimenti va anche fuori regione. Inoltre deve rivolgersi troppo spesso al privato sociale o addirittura al privato puro. Di tutto questo che vi ho detto, il punto effettivamente rivoluzionario sono gli ambiti territoriali sociali. Questi ambiti saranno quelli che sarebbero quelli che dovrebbero dare la risposta non solo alla sanità, ma alla salute. Ed è questo che si deve fare. La Regione Veneto da 20 anni non legifera in ambito sugli ATS e questo significa che anche per accedere al PNRR la Regione Veneto è in grandi difficoltà. Noi non sappiamo dove sono, soprattutto gli ATS devono corrispondere ai distretti come numero di abitanti, quindi ai 100.000. Mi spiace di aver forato, però ripeto, datemi un compito più corto. Allora, buongiorno a tutti, sono Cristiano Samueli, sono il coordinatore del gruppo interregionale sociosanitario del Partito Democratico del Nord Italia. Ringrazio il segretario Andrea Martella e il coordinatore del gruppo Veneto sociosanitario Claudio Beltramello per aver organizzato, aver contribuito a questo incontro molto importante che stiamo facendo come Partito Democratico questa mattina. Il Partito Democratico ribadisce la funzione cruciale ed irrinunciabile dei medici di medicina generale in un contesto di sanità pubblica. I medici di medicina generale rappresentano, oltre alla loro funzione di diagnosi e cura, l'anello di congiunzione tra i bisogni di salute dei cittadini e la fruizione corretta dei servizi sanitari.
In una visione evidence-based, essi hanno la preziosa funzione di promuovere la salute attraverso la medicina di iniziativa per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. L'attuale crisi della medicina del territorio in Veneto è legata anche alla carenza di medici in medicina generale e ha principalmente due cause: gli investimenti non sufficienti nella formazione del medico di medicina generale e la situazione di disagio, soprattutto post-Covid-19, che ne ha evidenziato la situazione, che i medici in medicina generale stanno vivendo e che sempre più spesso li spinge a lasciare la loro professione, come abbiamo visto nelle relazioni precedenti. Il PD ritiene quindi essenziale rilanciare il ruolo del medico in medicina generale attraverso la concreta attuazione dei seguenti 3 principi di base. I medici in medicina generale devono poter lavorare in sinergia tra loro nelle medicine di gruppo integrate o nei micro team, nelle zone di disagio o con densità abitativa più bassa. Peraltro in un'ottica ancora più ampia di team di assistenza primaria. Nello scorso piano sociosanitario regionale, ricordo, si prevedeva di arrivare alla copertura totale del territorio veneto con le medicine di gruppo integrate e invece in questo momento ne fa parte soltanto il 20% dei medici di medicina generale. Secondo punto, i medici di medicina generale devono essere messi in grado di raggiungere degli obiettivi e per riuscirci devono essere disponibili figure di affiancamento adeguatamente formate, come personale di segreteria, infermieri o infermiere, assistenti sociali, psicologi, psicologhe. Devono essere inoltre forniti di strumenti diagnostici di primo livello e formati per il loro utilizzo. Sto parlando per esempio degli ecografi o dell'elettrocardiografo e anche della telemedicina. E devono essere messi in grado di poter fruire degli strumenti informatici già presenti, fascicolo sanitario elettronico, connessione importante con i sistemi informatici dell'ULSS. Terzo punto. Si deve arrivare a un'effettiva integrazione tra i medici di medicina generale e il distretto. In questo senso diventa un'opportunità la presenza dei medici di medicina generale nelle case della comunità, perché esse, nel rispetto della prossimità delle cure che non dobbiamo mai dimenticarci, possono diventare il contesto in cui risalta l'importanza del sistema sociosanitario territoriale. Per quanto riguarda il tema della medicina di iniziativa nella cronicità, ricordo che in Veneto gli anziani non autosufficienti cronici over 65 sono oltre 190.000, di cui 48.000 sono assistiti a domicilio. Al medico di medicina generale spetta anche il compito di promuovere la salute di questa importante popolazione di riferimento, attraverso il passaggio dalla medicina di attesa alla medicina di iniziativa. Ma per far questo deve avere a disposizione un sistema di controllo informatizzato che permetta di verificare l'appropriatezza, la qualità e la sostenibilità dei percorsi di cura. Sono medico di medicina generale dell'Isola della Laguna di Venezia e vi posso dire che effettivamente dobbiamo, come Partito Democratico, cercare di stare dietro a tutte le persone, soprattutto, come ho detto fino adesso, over 65, persone con problemi importanti, perché nelle zone disagiate del nostro Veneto, che non sono solo le isole della Laguna, ma sono anche le montagne, sono il Polesine, per dire uno, la medicina generale ha bisogno di essere aiutata e per aiutare la popolazione dobbiamo fare questo passaggio. Io vi ringrazio dell'attenzione, buona giornata. Diego Caroli. Il suo intervento sarà Ospedali Hub Spoke, nuovo assetto e superamento delle liste di attesa. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e avermi dato questo tema spinoso che riguarda appunto l'organizzazione della rete ospedaliera e poi anche quello delle liste d'attesa, quindi argomenti molto caldi nella nostra regione. Il modello Hub Spoke è un modello che non nasce nella sanità, nasce dall'aeronautica industriale civile dopo la deregolarizzazione che c'è stata in America e quindi per ottimizzare costi e produzioni si è deciso di utilizzare questo modello. Nell'ambito sanitario viene declinato considerando che patologie particolarmente complesse
richiedono altrettanto complesse competenze e strumentazioni, e quindi queste competenze vengono accentrate nel centro hub. Dal centro SPOC, quindi pazienti che hanno particolari patologie devono essere inviati per la loro assistenza al centro hub. Col decreto DM70 viene riorganizzata e viene definita quella che sono le caratteristiche degli ospedali e dei dipartimenti di emergenza e accettazione, individuando dei livelli dal più basso, dall'ospedale di base o nodo, allo SPOC fino al centro hub. La prossima. In questa diapositiva vedete come è declinata nella Regione Veneto l'assistenza dalla domiciliarità alle cure residenziali, alle cure intermedie, fino agli ospedali per acuti, dove abbiamo i centri regionali o di rilevanza nazionale e internazionale, che sono le aziende ospedaliere di Padova e Verona, agli hub, che sono gli ospedali dei capoluoghi di provincia, a poi gli SPOC e i nodi, come abbiamo detto. La prossima. Quindi, nell'ambito della regione, questo vedete la distribuzione dei presidi, e andando quindi per ordine di livello di assistenza. L'ospedale di base o nodo è il livello minimo di assistenza ospedaliera, dovrebbe servire un bacino di utenza di circa 80-150.000 abitanti e dovrebbe avere dei servizi base minimi, quindi un pronto soccorso, una chirurgia, una medicina, un'ortopedia, servizi legati a queste attività, quindi il laboratorio analisi, l'emoteca e servizi di reperibilità H24. Per quello che riguarda le nostre proposte nell'ambito della riorganizzazione territoriale dell'assistenza ospedaliera, abbiamo il fatto che bisogna rivedere quello che è la rete tra hub e SPOC, hub inteso come assistenza nel capoluogo di provincia e SPOC come territorio. C'è stata un'esasperazione del rapporto hub e SPOC, con quindi una differenza di opportunità e di tutela di salute dei cittadini, ove ovviamente il centro hub è in grado di garantire di più rispetto al centro SPOC. E quindi noi dobbiamo recuperare funzioni, personale, dotazioni tecnologiche e stabilire quelle che sono le attività di emergenza minime che vogliamo che ci siano nello SPOC e quindi nel territorio. Quindi un ospedale SPOC in salute vuol dire anche tutelare il territorio e riprendere il rapporto col territorio. Discorso che aveva già accennato prima l'Anna, la differenza tra lungodegenza e ospedali di comunità. Bisogna recuperare le lungodegenze. Lungodegenza non è uguale all'ospedale di comunità. Lungodegenza sono pazienti che escono da un momento estremamente acuto, critico, sono pazienti che sono instabili e hanno bisogno di cure sanitarie ancora rilevanti. Questa diapositiva, vedete, dai dati Istat sono del 2017, quelli che sono i posti letto ordinari nelle varie regioni italiane. Il Veneto non è certo in cima a questa graduatoria, e sotto, purtroppo è tagliata, c'è la spesa per abitante in Veneto. Anche qui siamo nella fascia bassa. Quindi nella ridistribuzione dei posti letto nel territorio dobbiamo tenere presente anche di come è distribuita la popolazione. Quindi seppur abbiamo una popolazione media considerata giovane, il grafico che vedete qui a sinistra, dal punto di vista di distribuzione dei cittadini con età più avanzata, questi sono distribuiti nelle zone più periferiche. La prima diapositiva sono i pazienti over 75, la seconda è la densità di popolazione. Vedete come popolazione più anziana è nelle zone meno densamente abitate, e quindi qua dobbiamo fare una riflessione. Quindi quello che vogliamo anche dal punto di vista dell'organizzazione degli ospedali. C'è un concetto, adesso qua è scritto in inglese, perdonatemi, che però è apparso a seguito del Covid, il concetto di prepararsi agli eventi, non subire gli eventi. Quindi dobbiamo trovare un modo condiviso per essere pronti ad attivare ospedali in base alle esigenze che arriveranno, vuoi le pandemie, vuoi le guerre, vuoi le migrazioni. Dobbiamo prepararci a rispondere ai bisogni di salute. Veniamo ora alle liste d'attesa. Riuscire a prenotare una visita è un percorso a ostacoli. La prenotazione della visita prevede due concetti: lista d'attesa, cioè le persone che sono in lista e che attendono di poter usufruire di quella prestazione richiesta, e il tempo di attesa, cioè da quando io entro in lista il tempo che poi ci vuole finché la prestazione viene erogata. Quindi lista e tempo sono correlate tra loro. E il paziente però di solito è interessato unicamente all'aspetto del tempo: voglio la visita prima possibile. Non tanto agli aspetti di come sia composta la lista
e anche all'aspetto della qualità della prestazione che viene erogata. E di pari passo, di solito, gli organismi pubblici e governanti sono più preoccupati del tempo della lista d'attesa e non della conformazione della lista. Quindi cosa si sono inventati? Il famoso galleggiamento o anche preappuntamento. Questo cosa significa? Chiamo il CUP, ho la mia prestazione, chiedo di poter prenotare e il CUP non trova posto nei tempi col limite di prescrizione che viene dato e quindi attiva questo galleggiamento, fa questo preappuntamento, quindi uno dovrebbe essere preso in carico, l'azienda dovrebbe attivare tutti quei processi per poter dare disponibilità della visita e deve poi richiamare il paziente. Per le priorità B entro 48 ore, per le priorità D e P, D è un mese, P sono entro 3 mesi, 6 mesi e dovrebbe essere entro 4 giorni, però penso che sia esperienza comune che questo non avviene. Qual è il dato, diciamo, delle prestazioni che sono rimaste inevase tra Covid e quello che era l'arretrato precedente? Questo comunicato mette in evidenza che abbiamo 72.000 interventi e oltre 325.000 prestazioni ambulatoriali. Quindi entro l'11 marzo dovevano confluire in regione, in azienda zero, i piani per recuperare queste visite e l'azienda zero provvederà a sorvegliare che queste cose vengano fatte, vengano attuate. La carenza di personale, ne abbiamo già parlato da Margherita Miotto, quindi tagliamo. Aggiungo solo che in una sanità dove ci sono sempre più donne, l'attenzione alle donne, i bisogni delle donne ancora non viene molto considerato. Cosa vogliamo fare? Vogliamo proporre una task force dedicata alla gestione del problema, recuperare i dati e le entità del fenomeno, lavorare sull'appropriatezza, quindi che la prescrizione che vado a fare sia effettivamente utile al paziente e sia un esame necessario. Insegnare e formare i cittadini sull'uso della struttura pubblica e delle prestazioni che possono essere erogate, quindi poter fare un migliore utilizzo di quello che abbiamo a disposizione. Lavorare sulla composizione della lista in base alla priorità, alle caratteristiche del paziente, alla lontananza rispetto alla residenza. E quindi poi attuare tutti quei programmi di governance che derivano dal conoscere il fenomeno. Quindi, l'ultima, quindi quello che serve è un impegno multidisciplinare e multiprofessionale. Bisogna fare un'alleanza che intervenga sugli ambulatori ospedalieri, ma anche quelli distrettuali e territoriali. Investire sulla formazione, sul personale, sulla dotazione tecnologica, recuperare funzione e formazione, come ha detto Cristiano, anche dei medici in medicina generale, e organizzare le attività in medicina di gruppo integrato e microteam nelle zone disagiate o nelle zone a bassa densità abitativa. I privati possono dare una mano, però deve essere un pacchetto di assistenza dedicato a un determinato momento di difficoltà, non deve diventare la norma, altrimenti si va verso la privatizzazione. L'ultima e vi saluto. Grazie. Grazie mille Diego Caroli per questo contributo e passo la parola al sindaco di Pieve di Sacco, Davide Gianella. Il titolo dell'intervento è Sociale e Sociosanitario, il ruolo dei sindaci per rendere i servizi vicini ai cittadini. Buongiorno a tutti, avvio anch'io il cronometro. Allora, il ruolo del sindaco. Il sindaco entra sempre, c'entra sempre su tutto, è sempre colpa del sindaco, siamo abituati a sentirlo, ma sulla pianificazione sociosanitaria, allora, sulla pianificazione sociale all'interno dei nostri comuni andiamo a stanziare delle risorse, a programmare una serie di azioni. Nel sociosanitario ci confrontiamo all'interno di quelli che sono già stati ricordati oggi, che sono i comitati dei sindaci che corrispondono alle ex USL, che insieme, per esempio, faccio l'esempio di Padova, compongono la conferenza dei sindaci che riunisce i 3 comitati delle 3 ex USL, in quella uslona, come è stato usato in apertura, mostruosa, perché una USL da 1 milione di abitanti, e attualmente io svolgo anche il ruolo di presidente del comitato della ex 16, che è l'ATS più grande del Veneto, 500.000 abitanti.
Noi lavoriamo attraverso una pianificazione che è la pianificazione di zona sulle aree tematiche che sono state ricordate prima da diversi che sono intervenuti prima di me. E quindi si parla di anziani, di disabilità, di famiglia, infanzia, adolescenza, minori, salute mentale, dipendenze, povertà e inclusione sociale. La Regione cosa fa? Anche la Regione fa un suo piano, che è il piano sociosanitario regionale, che attualmente è stato varato 2019-2023 e con gran parte della programmazione dedicata al sanitario. La Regione cosa non fa? Ha deciso di parcheggiare le idee innovative e l'aumento di risorse necessarie per rispondere ai bisogni, e questo per 3-4 motivi. Il primo è sicuramente che in una logica dove mettiamo lo slogan prima i veneti, lo stanziamento per i più fragili viene dopo la pedemontana, dopo la promozione del prosecco, sempre dopo qualcosa. Nella logica leghista sovranista l'importante è non fare riforme importanti perché si scontenta sempre qualcuno, e la non riforma su azienda zero ne è la dimostrazione, anche in termini di efficacia. Fragili, anziani, bambini hanno bisogno di ingenti risorse, oltre alle idee innovative, al dialogo e al confronto, per poter dare la migliore risposta ai bisogni. E questo va contro la logica del non disturbare il conducente che c'è scritto sopra, come negli autobus. E in più, permettetemi un ultimo passaggio, un approccio ideologico al tema del sociale. Perché io vi porto un esempio concreto. Correva l'anno 2014, autunno, riunione in conferenza dei sindaci, stiamo discutendo di integrazione sociosanitaria, di integrazione scolastica. Alza la mano l'allora sindaco del comune di Padova e dice: scusate, sapete come la pensiamo noi sull'integrazione? Finché qualcuno gli ha ricordato che per integrazione scolastica si intendono le azioni che vengono messe in atto per gli studenti disabili. E questo è successo, non fa ridere, purtroppo fa piangere. Tutto questo si riassume in una parola, che è la scelta, la parola scelta. Se per anni abbiamo accusato che il socio-sanitario è stato fagocitato all'interno del piano dal sanitario, oggi possiamo dire che entrambi sono parcheggiati con le 4 frecce e il freno a mano tirato. E pur rappresentando la prima voce di spesa del bilancio regionale, 1, non rispondono ai bisogni, non soddisfano i bisogni. 2, non c'è una programmazione adeguata per rispondere adeguatamente ad essi. La risposta qual è? Non ci sono i soldi. Bene, se non ci sono i soldi, nella più grande occasione della storia, dal secondo dopoguerra ad oggi, che si chiama PNRR, la Regione del Veneto, nella delibera di giunta regionale 1529 del 2020, sapete quanto fa? Una serie di 400 e 500 pagine, cuci insieme i progetti che aveva nei cassetti. Per il sociosanitario, per il potenziamento dei servizi, quanto chiede? 0. Quindi non è vero che i soldi non ci sono, ritorniamo sempre alla parola che si chiama scelta. E credo che oggi esserci sul tema significhi contribuire a costruire una vera alternativa. Ma non perché quello che è fatto dagli altri non va bene, perché quello che è fatto dagli altri, ne abbiamo avuto conferme in tutti i precedenti interventi, non soddisfa quelli che sono i bisogni fondamentali che oggi hanno bisogno di una risposta certa, celere, efficace e non più rinviabile. Esserci sul tema significa anche poter condizionarle queste scelte, ma è logico che serve da ripartire da una logica rovesciata, non più prima i veneti, ma nessuno resti indietro, nessuno. E qui vengo a 4 urgenze, 4 cambiamenti che sono fondamentali. Il primo: è assolutamente necessario modificare quelli che sono dei parametri sulla residenzialità e semiresidenzialità per anziani e disabili, su cui continuiamo a portare le nostre istanze in tutti i tavoli, ma non bastano. Ma sono dei parametri che sono stati stabiliti nel 2007 e qualcuno mi dovrà spiegare e convincere che dal 2007 ad oggi i bisogni non sono cambiati. Qualcuno mi dovrà dire che l'indice di vecchiaia, che nel 2007 era al 115-117% e oggi è al 150%, necessita dello stesso tipo di risposta.
Qualcuno mi dovrà spiegare che per la disabilità, oggi che abbiamo migliorato la qualità di vita, abbiamo migliorato le tipologie di intervento, ma grazie sempre alla buona volontà di qualcuno, non alle risorse strutturali messe in campo da chi ha in mano il pallino della programmazione regionale. E come sindaci, molti, pur essendo stata scontata una certa sudditanza anche nei confronti della regione, abbiamo inviato delle osservazioni che sono state metodicamente disattese e non ascoltate. Quindi il primo punto e la prima proposta per cambiare assolutamente rotta è la modifica di questi parametri che risalgono al 2007. La seconda, l'investimento in strumenti innovativi. Faccio l'esempio dell'housing led, housing first, sono due termini inglesi perché vanno a immaginare una risposta all'estrema povertà o a delle situazioni di fragilità estrema attraverso un'abitazione sociale e in contesti anche garantiti di sociosanitario che provengono dal terzo settore, da idee del terzo settore. Bisogna cominciare a ridare un ruolo di coprogettazione al terzo settore, mettendo in campo strumenti innovativi. Terzo, fondamentale dare una struttura agli ATS. È stato ricordato prima da Anna, così come sono non possono funzionare sulla buona volontà, saranno il modo con cui si programmerà il futuro d'ora in avanti e siamo in ritardo solo di 20 anni. Quarto, rimettere i sindaci al centro della programmazione. Ci hanno tolto la parola, ci hanno soffocato, noi non siamo dei rompiscatole. Fra il nostro osservatorio dei municipi e Palazzo Balbi, credo che il nostro sia quello più vicino ai cittadini. Ecco che noi siamo coloro che dovranno programmare con il direttore di distretto ai sensi del DL 104/2020. Per raggiungere questi obiettivi c'è bisogno di una grande alleanza fra istituzioni, c'è bisogno che anche la nostra proposta possa essere ascoltata, perché queste idee sono quelle che possono garantire il reale soddisfacimento ai bisogni, contrariamente a quanto messo in atto fino ad oggi. Grazie. Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico, il suo intervento sui servizi psichiatrici per gli adulti. Grazie. Questa è la situazione del Veneto, salute mentale. Noi abbiamo dal 1 gennaio 2017, appunto partono le 9 USL, l'azienda zero, come si diceva prima. Per quanto riguarda i dati, noi abbiamo fatto una richiesta nel gennaio del 2022 chiedendo, per quanto riguarda la salute mentale, i dati del personale, l'utenza, le prestazioni territoriali e i ricoveri. Ci è stato fornito solo l'anno 2019-2020 da parte della Regione, anche parziali i dati, dicendo che il 2021 non poteva essere consegnato come dato perché in parte per la tutela della privacy, non avevamo chiesto i nomi e cognomi, e in parte perché non consolidati. Per quanto riguarda il personale, il fattore che analizzeremo oggi, appunto perché è un settore molto 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 grande, l'analisi che anche sommaria dei dati riguarda il personale consente valutazioni sia sulle risorse che la Regione Veneto investe, sia sulle modalità e l'ottica con la quale il settore viene gestito. Allora, questi sono dei dati analizzati su 100.000 abitanti maggiori di 17 anni. Per quanto riguarda i medici psichiatrici, noi abbiamo la linea, quella grigia, vedete la media nazionale. Qua vedete le 9 USL della Regione Veneto, la prima, in tutte le USL il personale medico è sotto la media, tranne, vediamo, nell'USL 4, esiste una forte diversità tra le varie USL. Per quanto riguarda sempre i medici, pensate che la parte in arancione che vedete sarebbe il personale medico mancante, sulla base di una delibera regionale della stessa Regione Veneto, che è la 1616-2008, e quindi la parte blu sono i medici attualmente presenti e assunti nella Regione Veneto, quella arancia è quelli che dovrebbero essere presenti sulla base della stessa delibera regionale. Ovviamente la parte blu riguarda l'anno 2019, la parte quella in arancione marrone è 2020. Per quanto riguarda gli assistenti sociali,
noi vediamo che anche qua solo l'ASL numero 5 supera quella che è la media nazionale, tutte le altre in modo molto diverso tra loro è inferiore. Così anche per l'educatore professionale, che comunque è una figura che già vediamo in modesto aumento rispetto, però vedete la diversità rispetto alla media nazionale tra le varie USL. Non parliamo del tecnico della riabilitazione psichiatrica, che poi analizzeremo che questa figura è presente solo in 3 USL, ovviamente assente nelle altre, e anche solo nella 4 presente nella media nazionale. Personale amministrativo, vedete i dati, per quanto riguarda le diverse USL, sempre diversità e poche superano quella che è la media nazionale. Personale infermeristico, sempre per quanto riguarda il settore della psichiatria, vedete che è modestamente superiore alla media nazionale quasi in tutte le USL, quindi iniziamo un attimo ad aumentare quello che è il numero. Per quanto riguarda invece gli operatori sociosanitari e tecnici di assistenza, vedete abbiamo anche dei numeri 4 volte superiori a quella che è la media nazionale, è la figura a destra più in basso. Questi dati, se li leggiamo, diamo un'evidenza chiara del modello Veneto, che è quella non della riabilitazione, della presa in carico, della cura, ma è quella della custodia, a diversità di quello che abbiamo sempre detto dell'ospedale di comunità, della comunità di psichiatria. In realtà abbiamo ovviamente quello della lungodegenza. Il totale del personale sembra quasi in linea con quello della media nazionale, però teniamo presente che sono dati sfalsati. Perché? Perché abbiamo visto prima che mancano medici, mancano psicologi, mancano terapisti, ci sono più OTA, OS e modestamente infermieri. Se noi facciamo il conto di quello che manca a livello Veneto, tenuto conto della media nazionale, voi pensate che la media nazionale di investimento è il 3% del fondo sanitario sociale. Il 3%, cosa succede? Che l'indicazione minima per dei servizi di qualità dovrebbe essere il 5%. Il Veneto ha il 2,4% di investimento, è il fanalino di coda per quanto riguarda la psichiatria. Però se noi teniamo conto del 3%, che è la media nazionale, nel Veneto mancano 122 medici psichiatri, 98 psicologi, 28 assistenti sociali, 18 educatori, di TERP 30, amministrativi 18, sempre riferita al 3%. Cosa osserviamo da questi numeri? Che le dotazioni complessive del personale sono ampiamente inferiori, tranne per quanto riguarda gli OTA e gli OS. Esistono forti difformità tra le varie USL. Nel 2020 si è aumentata un po' la percentuale di personale, ma pochissimo rispetto alle risorse date al Veneto. Questo fa emergere seri dubbi ovviamente, i LEA, che sono i livelli di assistenza che un cittadino dovrebbe avere per quanto riguarda la salute mentale. È evidente che un progetto unico nel Veneto non c'è, ma probabilmente sottointeso c'è, che è quello della psichiatria di lungodegenza. Un'ultima osservazione. Come abbiamo visto, la salute mentale rappresenta un settore trascurato, economicamente marginale nella sanità della nostra regione, ma è un esempio eloquente di come la Regione Veneto gestisce l'intera sanità del Veneto. Mancanza di programmazione, mancanza di controlli, disuguaglianza tra le varie USL, spostamento di risorse verso il privato. È un capitolo economico e politico molto importante, siamo contenti di oggi essere qua e che il Partito Democratico se ne faccia carico. Per questo deve scendere in piazza, io lo farò, noi lo faremo anche la settimana prossima a difesa della sanità pubblica. Grazie. Grazie. Passo la parola a Paolo Rigon, già direttore di Unità Complessa IAF e presidente di Welfare Minori. Il suo intervento sarà proprio sull'assistenza sociosanitaria per le cure di minori di età, donne e famiglie. Allora, questa prima slide che fa con quello che diceva prima il sindaco, con i piani di zona. C'è una DVR, la 426 del 19 del Veneto, che indica molto bene come si devono fare i piani di zona, quali sono le procedure, metodologie, eccetera. Perché ho messo questo? Perché in queste indicazioni per il piano di zona ci sono delle affermazioni, delle finalità condivisibili, ma non, come dire, perseguite e non realizzate.
c'è il discorso dell'integrazione naturalmente, ma c'è anche il punto B, se vedete, una garanzia di quelli che sono la continuità della garanzia di ILEA, che adesso vedremo che non vengono assolutamente garantiti per quanto riguarda minori, donne e famiglia. E poi c'è anche l'introduzione del principio di welfare di comunità, che è molto importante, ma che siamo ancora molto distanti. Teniamo conto che l'ultimo piano di zona serio è stato fatto nel 2011, 10 anni fa. Poi ci sono stati degli aggiornamenti un po' pro forma e adesso siamo congelati da 3 anni a causa della pandemia. E anche quest'anno è stato prorogato. Quindi questa DGR è nel cassetto, diciamo che è stata dimenticata perché in questi 2 anni sono stati fatti degli interventi di tipo straordinario a causa appunto della pandemia. È importante, voglio solo aggiungere questo, che dovrebbe essere fatta una legge, i consiglieri di regione lo sanno, sugli ETS, perché è necessario approfondire questa problematica piano di zona ETS, perché negli ETS andranno a finire tutti gli interventi sociali, mentre è indispensabile salvare il piano di zona, perché è nel piano di zona che c'è l'integrazione sociosanitaria e dei servizi sociosanitari di cui parlo io adesso. Questa è per dire, la confusione che regna rispetto alla problematicità che regna rispetto alle problematiche del disagio, del maltrattamento, eccetera. Tutto quello che c'è nel territorio, nei nostri comuni, va a finire o al servizio sociale del comune o al servizio terapeutico nella psichiatria o ai consultori familiari. E tutti questi servizi che vedete attorno convergono verso questi servizi. Per dire che abbiamo la possibilità con questi servizi sociali e sociosanitari veramente di intercettare la gran parte del disagio che è nelle nostre famiglie, che è nelle nostre comunità. Questa mi sembra una cosa molto importante perché voi trovate adesso dappertutto da alcuni anni a questa parte il principio della multidimensionalità e della multidisciplinarità. Allora bisogna una volta ogni tanto capire cosa vuol dire questa cosa qua. Se nell'ambito, per esempio, dei minori d'età della famiglia, multidimensionalità e multidisciplinarità vuol dire riuscire ad avere il personale, le capacità, le possibilità di fare questa valutazione rispetto alle istanze e ai bisogni del minore, che sono quelli che vedete a sinistra, le capacità dei genitori e quello che è stato introdotto negli ultimi anni, i fattori ambientali. I fattori ambientali a pieno titolo hanno a che fare con l'evoluzione e lo sviluppo dei nostri bambini, dei nostri adolescenti, e devono entrare in quello che dovrebbe essere la valutazione del piano di zona e del piano nazionale. Voi sapete che, non so se chi lo sa, insomma, perché non ne parla nessuno, è stato appena approvato il quinto piano nazionale per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età adottiva. Piano che deve essere approvato dalla regione, ma che da 10 anni non viene, dal 2008 non viene attuato. Quindi quando noi parliamo, anche il PNR dice adesso che c'è il punto di accesso di valutazione multidimensionale nella casa della comunità, vuol dire fare questo lavoro qua, vuol dire che ci vuole il personale per fare questo lavoro, ci vuole un medico, ci vuole un assistente sociale, ci vuole uno psicologo, ci vuole un educatore. E come sapete nel Veneto i psicologi sono stati tagliati a pieno posto dal nostro nominato che adesso è a capo di un'agenzia a Roma. E voi pensate che noi abbiamo una presenza di psicologi in Italia di 8,5 per 100.000 abitanti. Francia e Germania ne hanno dai 45 ai 50 per 100.000 abitanti. Voi capite che siamo fuori di ogni grazia di Dio, cioè, come diceva prima Margherita e altri, anche per la psichiatria, non siamo proprio assolutamente in grado di affrontare questi bisogni e quindi ci vuole un cambiamento e un investimento molto importante. Questa è un'indicazione molto importante per quanto riguarda i bisogni che ci sono in età evolutiva, infanzia e adolescenza. Fino a qualche anno fa, diciamo, qui erano degli elementi di ricerca che dicevano qual erano le stime di prevalenza dei bisogni dei disturbi in età evolutiva. Adesso vedete in alto che c'è l'intesa Stato-Regioni, Governo-Regioni sulle linee della neuropsichiatria. Quindi le stime di prevalenza dei disturbi non sono più un'invenzione, una stima degli enti di ricerca, sono un documento di legge, di norma a livello nazionale. Prima della pandemia l'incidenza di disturbi del 15% della popolazione fino ai 15 anni, fino a preadolescenza, infanzia e preadolescenza, e oltre il 15% in adolescenza.
Questi numeri sono raddoppiati, quindi questo è un lavoro fatto con i dati dell'intesa governo-regioni nel 2019, poi c'è stata la pandemia, quindi questi dati sono, come voi avete sentito in tutte le trasmissioni, in tutte le occasioni, sono più che raddoppiati, e quindi vuol dire che il 60% e adesso si il 70-80% dei minori non accedono ai servizi della nostra regione. Cerco di essere veloce. Ma cosa dice l'ultima serie di indagine epidemiologica che è stata fatta nel Veneto? È che è stata pubblicata nel 2015 sui dati 13-14. Dice che un minore su 3 che ha disturbi e problemi di apprendimento viene preso in trattamento dopo mesi e mesi di attesa. Ma udite, 1 su 20, 1 su 30 che ha disturbi psichici e comportamentali viene preso in trattamento in terapia. Adesso questi numeri sono raddoppiati. Perché questo è un grido d'allarme, di dolore. Quindi voi capite che siamo fuori e che c'è una violazione dei diritti umani, c'è una violazione che noi abbiamo, il tavolo UEFA minori ha incontrato diverse volte anche l'assessore Lanzarini, e noi abbiamo fatto presente queste problematiche. Cioè non possiamo più tacere queste cose devono essere tirate fuori, devono essere divulgate, dobbiamo conoscerle, e credo che il PD debba fare un grosso sforzo. Tenete conto che è stato presentato un ordine del giorno, vediamo dopo, di consultori in ottobre, mi pare sia stato dai consigli regionali, approvato all'unanimità dalla regione, ripresentato un mese fa o 2 mesi fa, bocciato. Quindi siamo veramente alla schizofrenia rispetto a queste problematiche. Comunque quello che vogliamo dire è che oltre 10.000 minori nel Veneto, bambini e adolescenti, non vengono curati. Non so, penso che dovremmo essere turbati e disturbati molto da questa affermazione. Ma mi interessa dire questo adesso. Noi abbiamo offerto anche il tavolo minori, ha offerto un aiuto ai sindaci del Veneto, anche un recente convegno che è stato fatto, ma con una presenza molto molto scarsa. L'idea dicono, questo è importantissimo, come l'idea dicono che gli interventi di tipo di valutazione, diagnosi, presa in carico e trattamento anche domiciliari sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il servizio, questo articolo, se lo leggete, il 25 di Lea, dice che il Servizio Sanitario garantisce questi trattamenti, e quindi nel piano di zona che sia intesa sui servizi sociosanitari, i sindaci hanno una possibilità di poter dire la loro, di poter fare in modo che questi... Perché? Perché fino ad ora, fino a 2 o 3 anni fa, i sindaci venivano spaventati dicendo che se volevano più servizi dovevano pagare di più, dovevano dare la quota di partecipazione all'UNS. Ecco, voglio dire che non è niente vero. Adesso questi servizi di età evolutiva, neuropsichiatria, dipendenze e consultori familiari sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, quindi devono entrare nel piano di zona e devono essere garantiti con investimenti rispetto a quello che dicevo prima, che ci sono 10.000 minori che non vengono curati. Un flash sui consultori, perché mi dicono che è finito il tempo. La stessa cosa, l'articolo 24 di LOA sono tutte le competenze e le prestazioni sociosanitarie dei consultori. E anche qua, cosa dice? Il servizio sanitario garantisce il livello distrettuale a questi interventi. Quindi basta storie, basta discussioni, basta prese in giro. Queste cose sono dentro il piano, devono essere dentro il prossimo piano di zona e sono a carico della sanità. Basta confusioni. I consultori, questo dobbiamo dirlo, è già stato accennato, noi siamo il fanalino di coda d'Italia per quanto riguarda i consultori. L'indagine fatta dall'Istituto di Sanità dice che noi abbiamo un consultorio ogni 50.000 abitanti, secondo me ogni 60, ma comunque non importa, ogni 50.000. Le previsioni di legge dicono uno ogni 20.000, quindi noi abbiamo meno della metà dei consultori familiari nel Veneto. E voi, vi dico sinceramente, io ho fatto questo lavoro per 30 anni, le donne vengono al consultorio. Noi avevamo 120.000, 130.000 donne all'anno che venivano al consultorio, siamo sotto i 100.000, 80, 90. Perché? Perché gli operatori lavorano meno? No, perché sono stati tagliati personale, tagliati i consultori, a Padova ce n'erano 12, ce n'erano 5, 6 e con metà personale, per fare tanto un esempio. Quindi non è possibile tollerare queste cose. Queste cose non è questione di programmazione, è questione di denuncia.
Queste cose devono essere dichiarate, denunciate. Noi non curiamo le nostre donne, i nostri bambini, e questi sono i numeri che lo dimostrano. Quindi basta storie. I sindaci nel prossimo piano zona, l'Italia di noi si riesce a lavorare insieme per poter essere pronti, perché poi nel lavoro dei tavoli le cose vengono, come dire, edulcorate a livello di ULSS che poi guida la faccenda. Noi i sindaci devono essere in grado di avere il sostegno, il supporto e le informazioni per poter decidere su queste cose, che non possono essere più rinviate, perché il precedente piano, e vi dico, è del 2011. I LEA sono del 2017 e siamo qua in queste condizioni. Mi pare di aver finito, c'era qualcos'altro, ma dico solo questo, insomma, c'è tutta la programmazione che c'è a livello regionale e nazionale da 10 anni, parla di potenziamento di questi servizi, e la legge nostra regionale dice che garantisce il LEA. Questo è un falso. Questo è un falso, cioè un falso in atto pubblico, non vengono garantiti i LEA, non si può dire in una legge che i LEA vengono garantiti. L'ultima cosa che ha già detto Margherita prima, non ci sono neanche gli indicatori per rilevare questi LEA qua. Non ci sono gli indicatori, e Zaia ci scrive che vengono rispettati i LEA. Come è possibile dire queste cose qua? Non ci sono gli indicatori, quindi sia a livello regionale che a livello nazionale bisogna stabilire gli indicatori per rilevare tutte le prestazioni sociosanitarie che sono la garanzia dei diritti alla salute dei minori, delle donne e delle famiglie. Grazie. L'eurodeputata Alessandra Moretti, servizi di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti voi, sono molto contenta di vedere una sala così ricca non solo di persone ma soprattutto di competenze, di risorse importanti. Ora sono felice che il partito, non avevo dubbi su questo, ringrazio Claudio, il segretario, non avevo dubbi che il Partito Democratico avrebbe organizzato un momento di confronto con i territori sui temi della sanità, e sono contenta anche che i deputati europei e il gruppo dei socialisti e democratici, gruppo appunto europeo, abbia voluto esserci e sostenere questa iniziativa. Premetto che oggi io farò una panoramica più generale, però con Claudio e con il segretario abbiamo deciso che dedicheremo una mezza giornata proprio per spiegare, e saluto e sono felice che ci sia Margherita, che è un elemento di esperienza straordinaria per il nostro partito. Noi spiegheremo il piano europeo della lotta al cancro che abbiamo votato 3 settimane fa e che credo sia un punto di partenza, non di arrivo ma di partenza molto importante, con delle ricadute rilevanti anche per la nostra regione. Ora, io credo che voi sappiate, noi ci stiamo occupando molto di salute in Europa, e devo dire però che all'inizio della legislatura del 2019 questi temi non erano prioritari, si faceva fatica ad ottenere anche uno spazio in Europa nel dibattito pubblico. L'Europa non ha di fatto competenze in ambito sanitario, ma la pandemia ha cambiato violentemente questa dinamica, e se vogliamo trarre una lezione anche da questo, possiamo dire che possa essere finalmente una presa d'atto di coscienza di come sia fondamentale la salute e soprattutto fondamentale una sanità di qualità pubblica accessibile a tutti. Credo che un partito come il nostro, un partito progressista, riformista, debba essere il primo difensore e il primo promotore nel diritto dei cittadini ad avere una salute di qualità. Una salute e un'assistenza evidentemente di qualità, e Paolo Rigona adesso ci ha detto come anche in una regione come la nostra ci siano delle violazioni così evidenti di questo diritto costituzionalmente garantito, ma nel nostro paese purtroppo il sistema sanitario nazionale è frammentato. L'assistenza e la cura sono spezzettate in una serie di sistemi regionali profondamente diversi tra loro, che offrono livelli diversi di assistenza
l'assistenza sanitaria di fatto la lotta al Covid l'ha plasticamente dimostrata, questa fatica, no? Di coordinare tra il livello nazionale e quello regionale, pensate tra il livello europeo, nazionale e regionale. Quindi negli anni comunque noi abbiamo assistito a tutti i livelli ad un progressivo smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata, che non va demonizzata, ma che fa un mestiere diverso da quella pubblica. Semplicemente quando si inserisce il concetto di profitto nell'ambito dell'assistenza sanitaria è evidente che non si può più parlare di sistema universalistico a disposizione di tutti. Del resto la battaglia che abbiamo fatto sull'azienda zero, la battaglia che il gruppo regionale sta continuando a portare avanti, perché non è una battaglia, sentivo prima Anna Maria, finita, terminata, è una battaglia sui diritti. Ora, io sono convinta che nonostante i tanti problemi si possa ancora essere orgogliosi del nostro servizio sanitario nazionale. Dobbiamo essere orgogliosi forse di più del personale che ci lavora. Sono molti paesi che hanno un'assistenza sanitaria con professionisti invidiati come i nostri, di cui possiamo essere fieri, e questo ovviamente a prescindere dai tagli che la sanità ha subito in questi anni. Ci sono regioni però più ricche, più sviluppate, che sono in grado di offrire servizi di eccellenza, mentre altre più in difficoltà, e all'interno poi delle regioni più ricche ce ne sono alcune che hanno deciso, come la nostra, di tagliare molto il servizio pubblico, e ci sono su questo due ordini di problemi a mio avviso. Da un lato lo spostamento di risorse pubbliche verso il privato, dall'altro la fuga dei medici, degli specialisti verso una sanità privata di carriera. Entrambe queste due realtà impoveriscono il servizio sanitario, intaccano il diritto a fruire dell'assistenza, ed è un sistema dal quale per troppi anni abbiamo preso risorse anziché investire risorse, credendo che in fondo non avremmo mai dovuto preoccuparci. Poi la pandemia ci ha risvegliato bruscamente, facendoci invece capire quanto la spesa sanitaria sia in realtà un investimento. Come dicevo, in molte regioni, tra cui il Veneto, stiamo assistendo da anni a questo smantellamento scientifico della sanità pubblica in favore di quella privata, un processo che prevede prima l'indebolimento della sanità pubblica con tagli dei fondi orizzontali, poi la constatazione dell'incapacità del servizio pubblico di far fronte ai bisogni dei cittadini, e infine la necessità di affidare incarichi sempre crescenti al settore privato per coprire quei buchi lasciati dal pubblico. Inoltre, nonostante i sacrifici e le competenze dei sanitari, il sistema non sta funzionando come dovrebbe, e dovremmo impegnarci invece ad intervenire con urgenza. Il PNRR nazionale, i fondi europei sono e dovranno essere destinati a modificare, ad aggiornare questo sistema fragile, la cui fragilità si è manifestata in tutta la sua violenza durante la pandemia. Non funziona ad esempio il sistema del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, perché in molte regioni questi servizi non sono garantiti, e io qui credo che lo Stato centrale dovrebbe farsi carico di queste situazioni, intervenire sanzionando se necessario, anche riprendendosi la competenza, magari temporaneamente, di regioni che non sono in grado di garantire un servizio funzionante. Sappiamo che l'attenzione ai temi della salute è oggi prioritaria in tutti i paesi, e credo che il nostro partito stia facendo molto su questo, però saremo in grado di prendere in mano il nostro sistema sanitario, rilanciarlo, fornire assistenza al passo con i tempi? Serve sicuramente un potenziamento della medicina territoriale, l'avete detto, l'hanno detto i nostri sindaci, delle cure di prossimità con una più efficace coordinamento tra servizi territoriali per evitarne, diciamo, lo smantellamento, proprio la frammentazione, il sovraccarico anche di ospedali, scongiurare ricoveri tardivi. Mi è piaciuto l'intervento che parla anche di formazione e di educazione a come utilizzare i servizi ospedalieri per razionalizzare la spesa. Quindi si dovrà agire anche per garantire un ruolo più attivo ai medici di famiglia, dei medici di medicina generale. Insomma, un lavoro straordinario che richiede e richiama la responsabilità di tutti. Il livello europeo, e vado verso la conclusione, credo che noi abbiamo grandi opportunità, perché io sono convinta serva un approccio europeo al tema della sanità e della salute pubblica. Le minacce alla salute
sono spesso transfrontaliere, non è più possibile per i paesi nazionali affrontarli isolati, nessuno si salva da solo, questo è stato il grande insegnamento che abbiamo tratto dalla pandemia e quindi serve un forte impegno europeo soprattutto di coordinamento nello stabilire determinati obiettivi e standard minimi. Credo che serva un impegno dei socialisti in particolare e io credo che noi stiamo facendo bene dicendo agli europei che costruiremo l'Unione Europea della salute e quindi credo che da questo punto di vista un'Unione Europea che non significa un sistema sanitario unico per oltre 400 milioni di cittadini. Al contrario, nella nostra visione l'Europa deve sempre rispettare il principio della sussidiarietà, della prossimità legislativa, secondo il quale tutto ciò che può essere normato efficacemente a livello locale deve restare a quel livello, ma l'Unione Europea può e deve, secondo me, fissare quei diritti minimi di prestazione sanitaria con vincoli e regolamentazioni stringenti, perché non può più esserci nel 2022 che una bambina che nasce in Romania non abbia accesso, come le sue coetanee italiane, alla vaccinazione contro il papillomavirus, per esempio. E con questo spirito che dobbiamo muoverci. Quelle di cui ho parlato sono grandi sfide che voi conoscete bene e sono convinta, come è stato detto prima, che noi dobbiamo lavorare insieme, in sinergia, in uno scambio continuo tra politica, policy makers e operatori sanitari, il mondo della ricerca e gli enti locali. Quindi dalla Commissione Becca, dal piano europeo di lotta al cancro che nei prossimi mesi presenteremo anche qui in Europa, si è costituita adesso la Commissione speciale sul Covid, anche questo è un altro impegno che l'Europa si è assunta, io ne farò parte e ovviamente rimango a disposizione per ogni chiarimento in merito. Grazie. Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto. Il suo intervento è volto proprio a ragionare dell'impegno del gruppo del PD in Consiglio sul tema. Buongiorno a tutti. Gianluca, dimmi se va bene così perché leggevo i commenti su quanto lontano deve stare il microfono su Zoom. Quindi. Allora, buongiorno a tutti. Io cerco di essere rapido e di fare due ragionamenti sul futuro. Prima di tutto devo ringraziare Anna Maria Bigoni in primis e Francesca Zottis, che sono le nostre consigliere regionali in quinta commissione, che in questo primo anno e mezzo complicatissimo, perché è stato un anno e mezzo ovviamente profondamente condizionato dalla pandemia, hanno saputo essere sul pezzo sulle tante questioni però che ci siamo trovati davanti anche fuori dalla dimensione della pandemia del Covid. Credo che la pandemia abbia cambiato anche il nostro modo di discutere di sanità. Provo a spiegarmi rapidamente e a dare un titolo a questa discussione. Prima della pandemia la battaglia, chiamiamola così, o comunque la scelta tra una sanità forte impronta pubblica e una sanità forte impronta privata era un dibattito che stava sul piatto, che era in campo. Noi sapevamo bene da che parte stare, ma era un dibattito presente in tante regioni italiane, a livello nazionale, su tanti aspetti della sanità. La pandemia ha spazzato via questa discussione. Provate a pensare come, sebbene più sulla carta che nei fatti, ma l'attuale revisione in Lombardia del piano sociosanitario sia stato tutto sul fatto che anche la maggioranza è stata costretta a dire dobbiamo andare verso un modello più pubblico nel territorio dove per eccellenza si è costruito un modello che ha dato tantissimo spazio al privato. Dico questo perché questa diversa condizione del dibattito pubblico ci apre un grande spazio e anche una grande opportunità. Tantissimi temi sono toccati oggi, dal tema della salute mentale, quello dei minori, non faccio torto a nessuno, non li elenco tutti, tanti fronti aperti, tutti o quasi che comunque stanno dentro a questo ragionamento, a questa discussione. Quello che mi sento di dire è che abbiamo davanti la seconda parte, la maggior parte in realtà del mandato, perché abbiamo ancora, Zaia permettendo, più di 3 anni, e io penso ci siano due grandi battaglie insieme alle altre davanti a noi. Una è che questo sia finalmente il mandato della legge di riforma sulle IPAB. Siamo rimasti l'ultima regione, perché anche la Sicilia è
intervenuta. Ormai direi che il gioco è svelato sul fatto che la mancanza della legge non è stata, diciamo così, una dimenticanza, un rallentamento, ma più una strategia, perché più si resta fermi su quel fronte e più in questi anni evidentemente si è aiutato il privato rispetto al pubblico. E una regione che si racconta ancora come la regione dell'eccellenza sanitaria su quel fronte lì non può più permettersi di aspettare. E quindi questa è una grande battaglia che dobbiamo portare avanti. È evidente che lo faremo da una posizione di minoranza, ma l'obiettivo deve essere che in questo mandato si arrivi all'approvazione della legge. E il secondo aspetto, su cui ho qualche elemento di fiducia in più, dato appunto dal cambiamento del paradigma e anche da tante cose emerse stamattina, è arrivare a una profonda revisione del piano sociosanitario, perché su questo anche si è impegnata pubblicamente. Per inciso, nell'ultimo piano ci sono una serie di articoli che vengono proprio scritti in legge addirittura come in via sperimentale. Devo dire che l'esperimento in tanti casi è andato male. Possono ovviamente utilizzare l'argomento del Covid, perché praticamente subito dopo l'entrata in vigore o pochissimo dopo siamo entrati in pandemia, ma di fatto la pandemia è stato un acceleratore che ci ha dimostrato davvero che cosa non funzionava in meno tempo e con più efficacia, purtroppo. E questa seconda battaglia, che evidentemente tocca una quantità enorme di temi che stanno dentro al campo largo della sanità, è l'altra grande battaglia di questi anni. Per farlo però, e chiudo il mio intervento, è cruciale avere momenti come quello di stamattina, avere un gruppo come quello sociosanitario che lavora bene e che ci aiuta davvero nella nostra attività, perché essere in 6 ed essere tutti e 6 tuttologi non è semplicissimo. Siamo in 6 consiglieri regionali, perché da soli è evidente che non ce la facciamo. Quando entriamo in aula, qualcuno me l'aveva già sentito dire, la sensazione è un po' quella di Asterix e Obelix in Gallia. Non so se avete preso già dei fumetti di Asterix e Obelix, c'è il villaggetto dei Galli in cima, circondato 40 di maggioranza, 10 di minoranza. Noi abbiamo la sensazione plastica di che cosa significhi, ma le battaglie si fanno lì dentro, ma soprattutto tanto fuori da lì. E insieme, grazie, devo dire, alla rinnovata spinta che Andrea ha dato al partito, e di questo penso di doverlo ringraziare anche proprio da capogruppo, io ho fiducia che queste due battaglie le possiamo portare in fondo, e che possiamo portarle in fondo anche mettendoci un pezzo del nostro, perché, ripeto, purtroppo, perché non c'è certo da gioire per aver vissuto la pandemia, ma la pandemia ci ha consentito di giocare sui nostri argomenti con una forza diversa. Ecco, l'invito è a farlo insieme. Grazie. Segretario regionale Andrea Martella, e ringrazio Giacomo Pussamai del suo intervento. Grazie davvero a tutti voi. Grazie a tutti quelli che sono collegati via Zoom. Oggi abbiamo avuto modo di affrontare e approfondire, come non capitava da tempo, il tema della sanità, la questione sanitaria, e grazie agli interventi che qui si sono svolti, a partire da quello di Claudio Beltramello, con tutti gli altri che hanno approfondito vari temi, ci hanno dato l'idea del grande lavoro che c'è da fare, delle proposte che possiamo avanzare e naturalmente anche della battaglia politica e culturale che noi dobbiamo fare in tutto il Veneto, non solo in Consiglio regionale, come ha ricordato ora Giacomo, ma in tutto il territorio veneto, perché, come è stato detto da Beltramello, da Claudio, noi siamo per il Veneto e amiamo la sanità del Veneto. Come ha detto giustamente Margherita, per quanto ci riguarda, la questione sanitaria è un tratto distintivo del nostro modo di fare politica ed è un tratto identitario della nostra cultura. È per questo che ci occupiamo di sanità, è per questo che amiamo la sanità del Veneto e che oggi c'è la necessità di avanzare delle proposte perché possa essere migliorata. È stato detto, da 2 anni ci troviamo a vivere un'emergenza data dalla pandemia del coronavirus
peraltro un'emergenza che mai avremmo immaginato di poter vivere, che è proprio qui in Veneto ha avuto l'epicentro del continentale, ma oggi non possiamo dimenticarci di tutto il resto e dobbiamo porre tutto il resto al centro della nostra attenzione. Anche questo è stato ricordato in tutti gli interventi da Alessandra Moretti e da altri, quello che sembrava un vecchio retaggio statalista, per cui da una parte diciamo c'era lo Stato identificato come spreco e dall'altro c'era il privato identificato come sinonimo di efficienza. Oggi si dimostra non essere così e si dimostra come emerga con forza invece il valore della sanità pubblica. Ci saremmo augurati di non doverlo apprendere dalla pandemia, ci saremmo augurati che non fosse l'emergenza a farci capire quanto importante sia l'investimento in campo sanitario e quale sia l'importanza, ricordiamocelo sempre, dell'universalismo sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Non dimentichiamocelo mai. Avere libero accesso alle cure, non dover mostrare il reddito, non dover avere una carta di credito per potersi curare è qualcosa che assicura un principio di democrazia e di libertà, di cui ci dobbiamo sempre ricordare. Ora che con il Covid stiamo imparando a convivere e saremo sempre più nella necessità di doverci convivere, mi auguro, con delle formule che possano permettere di riprendere fino in fondo la normalità e la vita sociale e economica. Ora noi dobbiamo, proprio perché stiamo imparando a convivere con questa emergenza, pensare in che modo puntiamo per la nostra regione a intervenire per riformare, dopo le scelte fatte dalla giunta Zaia negli anni precedenti di cui voi avete parlato a partire dal 2016 e dopo 2 anni di pandemia, iniziamo a dire che cosa facciamo per correggere le debolezze che si sono create fino a qui. Ecco, allora, se questo modello non va, e è stato ricordato da molti interventi perché non va, io credo che non possa essere corretto un po' maldestramente da Zaia, che nel corso di questi anni invece ha determinato l'esito che si è determinato. Ho sentito dire in qualche intervista ma ci siamo accorti dell'importanza della sanità pubblica. Beh, insomma, adesso non facciamogli fare tutte le parti in commedia, per cui prima si stava andando verso una forma di centralizzazione, privatizzazione e adesso un po' maldestramente si intende avviare delle correzioni. Diciamo noi chiaramente come pensiamo che si possa riformare il nostro sistema sociosanitario e allora abbiamo una specificità. Questa specificità si chiama territorio e la territorializzazione è stato da sempre un principio che ci distingue e noi come forza politica lo abbiamo ereditato da una veneta che ha dato un'impronta straordinaria ad una riforma che rappresenta un caposaldo del welfare moderno. Quella veneta si chiama Tina Anselmi. La riforma del 1978 con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è l'architrave su cui ancora dobbiamo basare il nostro sistema di welfare. È ovvio che la garanzia all'accesso è la premessa di tutto, però oggi ancora, ed è stato ricordato anche nell'intervento di Davide Giannella, la parola chiave è l'integrazione socio-sanitaria e noi rivendichiamolo qualche volta con un po' di orgoglio. Di questo come centrosinistra ne parliamo dal 1999, dal 1978 ho detto, e poi dal 99 con le riforme di Rosy Bindi, poi di Livia Turco, perché ogni tanto vale la pena di ricordarlo
e di ricordare con orgoglio che la sinistra abbia sempre avuto una visione su questi temi. Diciamoci anche questo, la politica non si può occupare solo di sanità per le nomine. Non si può occupare solo di sanità per le nomine apicali e non è credibile e soprattutto non è un compito che le compete. Programmare è ciò che compete alla politica e stabilire il giusto equilibrio tra medicina del territorio e ospedali e rafforzare la prevenzione, puntare ad avere medici di base motivati, valorizzati, costruire un più attento ed efficace rapporto con le nostre università che rappresentano un'eccellenza che va anche oltre i confini nazionali. Ecco, questo è il compito della politica e questo è il compito che si dà il Partito Democratico oggi all'opposizione, ma mi auguro domani con queste proposte al governo del Veneto. Ora, un imbarazzo nella scelta, nel ricordare lo snaturamento del modello integrato, come è stato detto, dei servizi sociosanitari, o i ritardi dell'attuazione di quanto previsto dagli stessi piani sanitari regionali, o ancora, e pensiamo, e quindi se ne è parlato, al tema della sofferenza psichica, e pensiamo anche al ritardo che c'è nella nostra regione nel recepimento di alcune leggi statali. Ne ha parlato Francesca, ne ha parlato Anna Maria e anche Giacomo, quella relativa alla riforma degli IRBAB e alla creazione degli ambiti territoriali sociali. Però io vorrei dedicare nella parte conclusiva di questo mio intervento un punto più focale su quello che secondo me è un tema fondamentale di cui dobbiamo sempre più occuparci, ed è quello che è costituito dai professionisti, che in Veneto sono troppo pochi, come è stato ricordato, sui quali pesa un lavoro pesantissimo, che se possono fuggono in altre regioni, che se possono vanno in pensione, che se possono scelgono il privato. E in Veneto le fughe sono maggiori e anche qui la regione appare inerte rispetto a questo fenomeno. Lo descrive, lo analizza, ma non ho visto iniziative per prendere più medici, per aumentare la formazione dei medici, per pagarli meglio, perché appunto possono rimanere nel nostro territorio più retribuiti. La scusa è che ci sono responsabilità nazionali. Anche quante volte abbiamo sentito questo argomento nel corso di questo periodo, anche durante la pandemia. Bene, diciamo che, lo ha ricordato Margherita Miotto nel suo intervento, questa scusa non regge più, perché la questione dell'imbuto formativo è stata risolta dal governo nazionale, mentre la questione dell'attrattività deve essere affrontata a livello regionale. E da questo punto di vista la Giunta è inerme, così come preoccupa la rassegnata inerzia della Giunta regionale anche per quanto riguarda le proposte che sono contenute nella proposta veneta del PNRR. Anche qui basta dire qualche dato. Nel 2020 il governo ha chiesto alle regioni le priorità da finanziare con i fondi del PNRR. La Giunta regionale ha avviato un dossier di 460 pagine, 11 macroprogetti, 155 schede del valore di 24,9 miliardi, contenenti il parco progetti con le finalità in fase da realizzare, poi in fase di interlocuzione con il governo. Per la missione salute il Veneto ha segnalato 5 schede per 2,9 miliardi e la sanità invece sappiamo è circa il 70% del bilancio, ma non risulta prioritaria in quello che sono le scelte regionali. E i 5 progetti riguardano interventi di edilizia ospedaliera, hub, SPOC e strutture riabilitative, oltre al potenziamento e al rinnovo della dotazione organica, quello di cui ha parlato nel suo intervento Caroli, e cioè senza
quell'attenzione appunto a lavorare nei servizi, nell'assistenza territoriale, nonostante in Veneto, come è stato ricordato da Anna Barzon, non ci sia nessuna casa della salute e si attende da 10 anni l'avvio delle tante promesse intermedie come gli ospedali di comunità. C'è voluta una proposta del Consiglio regionale, del gruppo del PD in Consiglio regionale, per ricordare invece quanto fosse importante andare in questa direzione, e una risoluzione che è stata approvata e che almeno da questo punto di vista ha colmato una grave carenza. E ancora vorrei parlare di un altro tema che per quanto mi riguarda è fondamentale. Avete visto, ho parlato di professionisti, di medici, e adesso voglio parlare di medici di base. Io vengo da una famiglia di medici, il mio bisnonno era medico, il primo, e poi io sono stato distratto dalla politica e poi dalla letteratura, non mi sono occupato di medicina, però ho sempre avuto, come dire, questa attenzione particolare, è proprio quella che è la dimensione della professione del medico. E allora io credo che 2 punti fondamentali siano proprio questi: il tema dei medici di famiglia, di cui ha parlato Cristiano Samueli nel suo intervento, e il tema delle liste d'attesa, di cui ha parlato il dottor Caroli nel suo intervento. Anche qui la Lega fa 2 parti in commedia. Ha presentato poco tempo fa una risoluzione per chiedere il rafforzamento della medicina generale. Peccato che qualche importante esponente della Lega, anche qualche ministro, molto tempo fa aveva dichiarato: nessuno va più dal medico, nel mio piccolo paese non ci va più nessuno, uno va su internet e sceglie la visita specialistica. Ecco, giustamente i nostri consiglieri regionali hanno replicato che si stava cercando di smontare anche il sistema territoriale e che invece la risposta era quella di aumentare la presenza dei medici di medicina generale. Anche qui la Lega a livello regionale dà responsabilità al centro-sinistra, a Roma, di non aver fatto ciò che era necessario fare. Ma anche qui la verità è un'altra. La verità è che la giunta regionale ha deliberato un aumento dei massimalisti con 300 nuovi assistiti, ma come abbiamo avuto modo di ricordare, anche ciò va a discapito della qualità del servizio, mentre sarebbe più giusto e più importante finanziare più borse di studio, finanziare incentivi per chi opera nelle aree rurali e disagiate, investire sul personale amministrativo e infermieristico degli ambulatori, come chiesto peraltro dagli stessi medici. Ecco, quindi questo tema dei medici e dei medici di famiglia è un tema, per quanto ci riguarda, fondamentale, perché riguarda l'accesso che si ha ad una famiglia di poter iscriversi ad un medico di medicina generale, e anche qui con tutte le difficoltà che si possono vedere, che si possono testimoniare, che chiunque di noi abbia parli con qualche cittadino sa bene a che cosa mi riferisco. E l'altro tema è indubbiamente quello delle liste d'attesa. I cittadini, di incontrare qualche associazione, di avere la possibilità di avere delle testimonianze dirette, per cui per alcune visite specialistiche stiamo parlando anche di 2-3 anni. E la cosa è assolutamente inaccettabile, perché ha a che fare con quel tema di cui dicevo all'inizio: democrazia, libertà, libero accesso, possibilità di avere cure. E quando i tempi sono così lunghi non ci sarà un problema di carta di credito, ma c'è comunque un problema che lede le pari opportunità e che lede l'eguaglianza di tutti i cittadini. E allora su questo io credo noi dobbiamo, come è stato ricordato negli interventi, fare una battaglia incisiva, forte, efficace, per dire che servono più medici, che serve più personale, in primis medici e infermieri. Come è stato detto negli interventi, ci vuole una task force dedicata a questo tema, con un sistema
ospedaliero più forte, degli ambulatori più forti, che possa determinare che ci sia una riduzione delle liste d'attesa. È una battaglia che dobbiamo fare fino in fondo, è una battaglia cruciale, perché è su questo che è possibile ricostruire un patto tra i cittadini veneti e la salute, ed è per questo che noi abbiamo voluto dire per un Veneto in salute, perché la sanità è davvero, come dire, una questione identitaria, ed è davvero la prima questione rispetto alla quale i bisogni, le aspettative dei cittadini hanno bisogno di realizzarsi, hanno bisogno di trovare delle risposte. Ecco, insomma, ho voluto dire tutto questo per far intendere quanto questo tema sarà centrale nell'elaborazione del partito regionale. Noi abbiamo già fatto nel corso di questi mesi, come voi sapete, vari incontri, varie iniziative, abbiamo rimesso in cammino il Partito Democratico, abbiamo cercato di ricostruire un'interlocuzione con la società veneta, con i sindacati, con l'economia, con il mondo del lavoro, con il terzo settore, ma quando abbiamo dovuto decidere quale fosse la prima iniziativa esterna con la quale caratterizzare la nostra proposta, abbiamo insieme tutti quanti deciso che doveva essere la sanità, perché da questa battaglia, dal miglioramento della sanità veneta, dall'introduzione di quella riforma del nostro sistema sociosanitario che abbiamo detto essere necessario, deriva la nostra capacità di stare nel cuore dei bisogni, delle aspettative, dei problemi che riguardano la maggioranza dei cittadini veneti. E per questo anche concludo davvero il mio intervento, che aderiremo sabato prossimo alla manifestazione, sabato 9 aprile, che si terrà qui a Padova. Aderiremo come per la sanità pubblica indetta dal Covesap, interverremo con l'autonomia di una forza politica come il Partito Democratico, che dove c'è una manifestazione, dove ci sono dei cittadini, dove c'è una dimensione pubblica, lì c'è il Partito Democratico. Ma naturalmente c'è il Partito Democratico con le proprie proposte, con la propria visione, con la capacità di caratterizzare il dibattito pubblico e naturalmente le proposte della sanità, individuando priorità, individuando prospettiva e muovendoci poi nell'ambito del Consiglio regionale, con il Governo nazionale e, come ho detto, in tutto il partito territoriale, perché quegli obiettivi si possano realizzare. Quindi, insomma, c'è un grande lavoro da fare. Oggi abbiamo dato prova, grazie ai vostri interventi, grazie al forum sulla sanità e sul sociale presieduto da Claudio Beltramelli, abbiamo dato prova che c'è un grande lavoro da fare e che noi siamo in grado di fare questo lavoro in uno degli ambiti più complessi della nostra società. Come è stato detto, con la pandemia abbiamo riconquistato la centralità. Zaia per circa 2 anni si è occupato praticamente, come ha detto in qualche intervento anche Giacomo Possamai, di essere una sorta di commissario alla sanità, forse al Covid. Ecco, noi dobbiamo invece pensare che, recuperata quella centralità del welfare, dobbiamo lavorare perché si realizzino obiettivi più avanzati, perché il valore pubblico del welfare, come ho detto, è un principio della nostra democrazia, ed è da qui che dobbiamo ripartire per rendere più forte la nostra democrazia e per rendere più forte il patto fra i cittadini del Veneto ed una salute migliore. Grazie.